Secondo me un casatiello così non ve lo siete mai mangiato, perché questo casatiello a Doripana, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Mezzo chilo di farina 00, 200 grammi di semola rimacinata, un uovo, 15 grammi di zucchero e 15 grammi di sale, 400 ml di acqua tiepida e 10 grammi di lievito di birra fresco che avevo mescolato. E iniziamo a mescolare. Facete una bella palluccella, Avete ottenuto una bella palluccella così di impasto, prendete la metà di una vallée, questa qua più burro, oppure ci mettete la sugna oppure 100 grammi di burro e la incorporate all'impasto e iniziate un'altra volta a fare come se lo stessimo facendo da capo, finché tutto il burro non si incorpora bene all'impasto. Guardate questo impasto che cos'è, ragazzi? Una nuvola, guardate. Se lo vedete che è un po' mollo, un po' molliccio, aggiungete un po' di farina. Vedete che man mano ve lo sentite tra le mani quando è pronto, guardate. È una questione di tatto. Continuate a lavorarlo. Ecco qua, vedete? Io l'ho steso l'impasto, ci metto un po' di pepe e un po' di pecorino. Aggiungo le uova sode e le metto nei bordi, così viene il bordo ripieno di uova sode, tutto intorno. Adesso unisco salumi e formaggi, non mi domandate dove, perché se ci ho mettito, ci ho trovato, vi ho dato le dosi dell'impasto, però tutte queste cose qua gli faccio al sentimento. Ecco qua, più non mettete, più saporite. Adesso lo arrotoliamo, iniziamo ad arrotolare i bordi dove stanno le uova, ecco qua, così. Altro pezzettino di salume e formaggi, io c'ho un pizzicato, vedete, nel buco, nel bordo, perché quando si taglia il casatiello a volte capita che nella chiusura non ci sta niente, invece vedete così e lo trovate pieno pieno. Vedete un bel ruoto per il casatiello, questo è 25 cm. Lo insolate, pure il zizziniello qua, mi raccomando, lo ungete tanto bello, pigliate sto bello creatura, lo mettete qua in qua. Prendete un bel filo d'olio, ecco qua, così, e lo sciorinate sopra. Filo d'olio sopra, sapete a che cosa vi serve? Vi serve per non far scrostare l'impasto. A Napoli diciamo si è scrostato, si è fatto la crosta sopra, invece così resta idratato e non si fa la crosta nel frattempo che cresce. Accarezzatelo. Adesso nel forno spento, con la lucina accesa di cortesia, fino al raddoppio del volume. Eccolo qua, guardate come è raddoppiato di volume. Io mo ci faccio qualche taglietto sopra. Adesso in forno a 170 gradi per 55 minuti. Ogni tanto piatela da morti. Eccolo qua, che vi ho detto. È proprio come il pane. È buono come un pane. Ecco, meraviglia, dai. Vediamo. Mamma mia, ragazzi, che cos'è? Fate anche voi questo casatiello? Cadoripano, scrivete a me nei commenti.